I giudici della Corte di Appello di Palermo hanno individuato un pool di specialisti che si occuperà della nuova perizia psichiatrica a carico di Adriano Vetro, il favarese di 49 anni, reo confesso dell'omicidio del cardiologo Gaetano Alaimo, ucciso a 62 anni, con un colpo di pistola nel suo ambulatorio di via Bassanesi a Favara. Ne fanno parte il professore Felice Francesco Carabellese, originario di psicopatologia forense nella scuola di medicina legale dell'Università di Bari, il professore Gaetano Vivona, direttore del Dipartimento Salute Mentale di Trapani, la dottoressa Lia Parente, psicologa forense. L'incarico sarà conferito formalmente il prossimo 12 settembre. Vetro, al processo di primo grado, è stato condannato a 22 anni di reclusione dal giudice della Corte di Assise del Tribunale di Agrigento, presieduta da Giuseppe Miceli, gli avvocati di difensore Sergio Baldacchino e Raffaele Bonsignore. Dopo una perizia di parte, sostengono come Vetro soffrisse di una patologia che aveva fatto venire meno la sua capacità di intendere e di volere. Ecco perché i magistrati hanno deciso per una seconda perizia al fine di verificare l'eventuale presenza di un vizio di mente. L'imputato, da ricordare dall'esame seguito da un pool di psichiatri, era composto da Osvaldo Azzarelli, Eugenio Aguglia, Maurizio Marguglio, è risultato capace di intendere e di volere al momento dei fatti. Il favarese risponde di omicidio aggravato, detenzione di arma clandestina. L'omicidio risale a novembre del 2022. Il movente sarebbe legato al mancato rilascio di un certificato necessario per il rinnovo della patente di guida. Il 49enne, nel primo pomeriggio del 29 novembre di 3 anni fa, si era presentato al poliambulatorio di Favara, uccidendo con un solo colpo di pistola lo specialista nella sala d'attesa. Avrebbe provato ancora a fare fuoco, ma la pistola si è inceppata. Poi la fuga e l'arresto per mano dei carabinieri di Agrigento e di Favara in una casa di campagna.